Salve, buonasera. Mi chiamo Angela Patanè e sono un'operatrice che lavora nella casa di riposo dell'Albero di Andrea. Volevo dirvi una notizia, soprattutto voi che avete bambini piccoli, che siete mamme di bambini e tutte cose, vi volevo dare una notizia abbastanza pesante che ho saputo stamattina. In pratica c'è una grossa macchina nera di grossa cilindrata, non so se è un Audi o se è una BMW, comunque è una macchina di queste che ci sono adesso molto grossa, con i vetri oscurati e completamente neri, che sta girando per le scuole. In questo momento la notizia arriva da Mascali, ma la cosa che mi ha colpito, mi ha fatto venire la pelle d'oca è che io quando mi hanno raccontato questa storia, in pratica io questa macchina l'ho vista. In pratica c'è questa macchina dentro, c'è un uomo e una donna, hanno fermato un bambino dicendogli che di salire con loro in macchina perché avevano saputo che erano amici dei genitori di famiglia, che i genitori avevano avuto un brutto incidente e che quindi dovevano prendersi cura di lui e di andare con lui. Il bambino, era stato, penso, abbastanza intelligente, è stato abbastanza svelto e gli ha detto che era impossibile perché i suoi genitori erano separati e che lo avevano appena accompagnato, quindi non era, no, era impossibile quello che loro stavano dicendo. Il bambino ha avuto la tendenza di scappare e di andare a scuola e lo ha raccontato. Questo fatto è successo a Mascali ieri, però ripeto a dire, io l'ho vista questa macchina, è assurdo, ma quando me l'hanno raccontato io ho visto questa macchina che scendeva a velocità verso la via Aldo Moro, mi ha completamente quasi, cioè io mi sono dovuta fermare perché sfrecciava ad una velocità pazzesca e mi ha colpito perché era una macchina molto grossa, tutta nera, con i vetri neri. Quindi quando mi hanno raccontato questa storia mi ha colpito perché non so se era la stessa, giusto? Possibilmente no, però non se ne vedono di queste macchine in giro qua a Giarre. Quindi io ve lo volevo dire, questa storia è successa a Mascali, ma questo non significa che non può succedere anche a Giarre o nei dintorni. Divulgate questa notizia perché è molto grave questa cosa, avvertite i vostri figli, i bambini, le vostre amiche di stare attenti a questa grossa macchina perché c'è questa cosa che sta girando. Grazie, arrivederci e buona serata a tutte.